La fienagione era un momento fondamentale dell'attività agricola. I due tagli, raramente le condizioni climatiche e ambientali ne conseguivano un terzo, impegnavano l'intera famiglia e se questa non bastava, come spesso avveniva, anche parenti e amici. Perché quasi sempre la fienagione era una lotta contro il tempo e la si poteva dire vinta solo quando il fieno era al sicuro nel fienile. Assecondando i capricci della primavera, l'inizio della fienagione avveniva a ridosso dalla luna di Mai, oppure in quella successiva. Il via era dato dalla martellatura delle falci, un rapido clang, 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 che si udiva in ogni cortile. Erano gli uomini che rifacevano il filo alle lame, mentre le donne preparavano tridenti e rastrelli, e poi via, nei prati. Come no? Sì, là la compagnia è ben affiatata. Ma è Allora, sempre vera che ha L'iniziativa- come dice qualche ciuffo in predica domenica. Va bene, sì, E mi già resilo perché è una roba piena. Grazie Pietro. Che bello sta fiesta. Bevi prima o mangiare? Beh, saluta, Era fare questi calvegni. Ah sì, lui secca le gente, grazie. Dai una frittura di salata.
salato. Eentje, sì. Eentje per te con la patata. Vuole un po' di salato. Non interessa se manco. Io la muoio. Lui? Anche lui? Giovanni! Detto che rimani ad ora finire a voi. Il tempo è buono. E allora si dovrà allora vedi. essere qua. Spero anche il prono sei contento, eh? Io dico bene io. Visilo che chi è stato fatto il lavoro per il bene che si poteva fare. Hai un problema. Se non ti tocca bene la pressione. Piano. Piano. Quelli da stracci ce l'hai? No, devi portare quella lì, a caricare il tempo. Sono io perché?
È noi che intelligenza dai termini. Oh, mi stai dando il padre. C'è un po' a me, mi sono un po' a fuoco. A plan, no, buono. Allora che copione.
brava, non è grossa. La Madonna di Rosa. Ecco. Guarda, no? Dai, messo di bal. Pronti? Duro che. Ma basta, basta. Guarda che la così. Sì, dammi. No, adesso là. Venga, ecco, buono. No. Ecco. Aspetta che scendo. Mola. C'è la manovella che si rompe. Mola! Ecco. Esaulo. Dai. Dai. Ieri pidi una frutta. I mi pensi che era tempo di seà l'erba. Di mattina a buon'ora me pari al partiva in bicicletta, partanti il falsetto, codar, cout e batadoris per far fila al falsetto e alzeva tal ciamp dal paron. Io e me nonna gli partivi in dopo, quando che il sorelli alle rasà alt per partargli la marinda. Arrivavi in tal prat par straduti scano son pi e io stevi attenta a tutti i vous dei champs che sai conoscevi e che snovis di qualche besteuta tal'erba di qualche uselut tai ramas da laga frescia di quel rigussou me pari non l'era pi besou eri invignussi so a missa aiudalu e me nona si otka lu saveva par sé che quando cavierseva il zei dalla marinda assaltava fuori una fartaia par 15 di loro. E così, dopo marindat, gli omis tornavi a batti il falsetto e li feminis aspandevi in l'erba zataiada perché si secciasse al sorelli. Io i facevi come loro, come un zouk, ma forse più che altri intrigavi, per sé che la forcia e la rescela erano il doppio di me. A misdì i finivi in la roba restata dalla marinda e che i profums di pan e salat, di fartaia con la savola, a si messe davin con quel dalfen che si secciava al sorelli e erin che lì i profums di tutto il mondo. Sul tars, quando che tutti il prat all'erami tutti in coda e io ieri straca di saltai per zora, arrivava me barba col char tirat da 2 ciavai blancs e si cargava tutto il fen come un gran cussin profumato e su quel cussin i montavi su io. Quanto bestia, a proposito. Perché che hai preso? Che hai Iot, è arrivata Mariuta, la sedonera di Cloud. Non mi fai di tutti doi.
Ora la gente vuole rivivere la campagna e immergersi nella natura, agognando di ritrovare un passato contadino che non esiste più. Della vita contadina, i più si sono fatti un'idea di sola bucolica serenità. La falciatura, un sibilare di rasoi che recidono l'erba, interrotto dal rapido sfregare della cote sulla falce. Quindi la sinfonia odorosa dell'erba, umida di rugiada, che scossa, allargata, rivoltata, ruba pian piano un odore secco e pungente al sole. Poi il mescolarsi acre del sudore al graffiare lento e ripetuto dei rastrelli. Operazione carnale, quasi sensuale. E ancora, il carro che lentamente si riempie, la catasta sempre più alta, il cigolare delle ruote, il loro scrocchiare sulla strada sterrata. Infine, le fasce assolate che trafiggono i fienili nel turbinio di polvere dello scaricare. Ma non era solo questo. Chi la vita contadina l'ha vissuta veramente, confronta i propri indelebili ricordi con una nuova realtà, forse esasperatamente tecnologica, che tolta la fatica, ha rubato la genuinità del rapporto con la natura e con gli uomini, ma che nello stesso tempo ha liberato il contadino dalla continua fatica fisica, dalla precarietà del raccolto e dall'incertezza del domani.